vero? All'epoca mio padre era ricco e aveva una bella macchina, una mattonata, accompagnò un po' di potasso, aveva un pezzo di campagna che ci stava seccando. E senza volerlo, vide che sto picciotto e si avviò con certi cani bancata, non ci voleva lorare l'acqua per beverare. Come fu, visto ne potasso non se ne sa più niente, perché mazzo spero. Mio padre non si dava pace, stava domandando, a domanda ora, a domanda presa, una bella America. Setta amici so, fumetare in campagna a fare schifo. Lo fecero mangiare e vivere a segni bene e a venuta. Se ne sapresso se conoscevo io a mio padre, che ne era mio. E le stivali se conoscevo, ogni mattina ci allusciava io e stivali a mio padre. E che fine fecero chi ti ammazzarono? Un paese chino le seste foreste. Lo capisci ora? Sì, i comunisti ti piacciono solo perché sono congematoti. Bravo! Per più di 20 anni la democrazia cristiana ci ha governati impedendo l'adozione di un piano regolatore. Tutto questo, oltre a ritardare lo sviluppo sociale e urbanistico del paese, ha favorito ogni tipo di speculazione e lo scempio del nostro patrimonio artistico e panoramico di grande valore, anche se già in parte di l'opposizione comunista silenzio, è stato fatto spiare. Come periodo la scienza nata? Cazzo Fabio, c'è tutto. Perché? Non ti scoraggiare. Non c'è niente, aspetta che torni l'elettricità oppure rinuncia. Io veramente. Sì, aspettavo che si insegna a leggere. E basta! Ma devo parlare! L'opposizione comunista respinge questo annazzo vergognoso! Participio passato del verbo fendere. Zitti voi altri! Capite tu fuori! Venduto? È giusto, ma si può dire anche festo. Morte di Giuseppe Mazzini, giorno, mese e anno. Morte di Giuseppe Mazzini, morte di Giuseppe Mazzini. Ma perché moriva un schinaccio? Ma mi tolgo una curiosità, ma com'è possibile che si riduce alla sua età senza licenza elementare? Aggravaci voi, Pauluccio.